23 le città italiane con bollino rosso per la giornata di domenica, tra cui Venezia e Verona, mentre lunedì le temperature si alzeranno ancora e si aggiungeranno all'elenco anche Ancona e Bari. Intanto, sempre per domenica, l'ARPA ha confermato l'allerta gialla per l'ondata di calore che dovrebbe persistere almeno fino a lunedì in tutto il Veneto, con intenso disagio fisico per la popolazione. A tutto questo si aggiunge una situazione sempre più critica per la siccità, fiumi con portata d'acqua in continuo calo e previsioni senza piogge. A preoccupare soprattutto il Piave, il Brenta che ha visto ridursi ulteriormente la portata d'acqua, ora ben al di sotto del minimo per evitare problemi all'agricoltura, e, più grave di tutte, la situazione dell'Adige, per il quale la regione ha deciso il taglio del 50% di prelievo dell'acqua dal fiume per irrigare i campi agricoli. Il limite minimo di portata dell'Adige per garantire l'approvvigionamento idrico è 80 metri cubi al secondo, ebbene in queste ore siamo a 45 metri. Sono state adottate due provvedimenti, questo per appunto regolare l'uso dell'acqua per quanto riguarda l'Adige e per quanto riguarda il Piave. E questo soprattutto a scopo irriguo, quindi per l'agricoltura da parte dei soggetti che sono i grandi utilizzatori, penso ai consorzi di bonifica, per poi appunto destinarle alle attività agricole. È una crisi che non si era mai idrica, che non si era mai riscontrata appunto nel nostro territorio. L'acqua potabile al momento è garantita, ma si sono temute sospensioni nel Rodigino. Deve essere garantito l'uso idropotabile, cioè per i cittadini, per la popolazione, per bere, per lavarsi, per quindi l'umano, per gli uomini e per gli animali. Poi si deve garantire per l'agricoltura, quindi a scopo irriguo, e poi per tutti gli altri usi, industriale, turistico. Oggi noi dobbiamo garantire l'idropotabile in primis, cosa che viene garantita. C'è stato qualche momento di crisi nel Rodigino, però adesso la situazione è rientrata. Decisive le prossime ore, la situazione potrebbe anche peggiorare. I consorzi chiedono la costruzione di invasi in tutto il Veneto. Dovranno essere multifunzionali, o meglio fare un effetto di laminazione in caso di forti precipitazioni, ma dovranno essere anche un effetto di invaso, quindi rende disponibile l'acqua nei momenti di criticità come quelli attuali, e anche un aspetto ambientale.